Io ringrazio il Sindaco per i dati che ha dato, che forse magari non saranno esaustivi di tutte le richieste che hanno fatto i cittadini, però credo che in qualche modo insomma, possano cominciare a inquadrare il problema, a far capire insomma, con i numeri che forse non tutti i dati sono così catastrofici come sembra, che a volte la percezione anche che noi abbiamo di questi poi di fatto non trova sempre un riscontro numerico. Quello che mi ero chiesta la prima volta, cioè quando abbiamo cominciato a affrontare questo problema, è perché questa amministrazione ha scelto di pedonalizzare una via e in prospettiva una zona della città. E la risposta più immediata e più semplice che mi ero data era che deriva dal programma di mandato dell'amministrazione stessa, programma su cui la maggioranza dei cittadini si è favorevolmente espressa al momento del voto. Vi ricordo che nella linea programmatica 1, prima il lavoro, le azioni per il commercio e i servizi, il programma indicava estendere la pedonalizzazione del centro cittadino e l'offerta di parcheggi, rivedendo orari e tariffe, puntando nel contempo ad un minor uso dell'automobile, favorendo l'accessibilità leggera, con percorsi pedonali e ciclabili tra loro collegati e sicuri. Questo era quello che noi abbiamo scritto sul nostro programma. Credo che quello che si è fatto fino ad oggi sia assolutamente in linea con quello che avevamo previsto. L'altra risposta per cui abbiamo fatto questo passaggio è perché la scelta è già stata adottata dal tempo come previsto ed è ricompresa negli strumenti urbanistici di cui l'ente si è dotato. Quindi due risposte semplicissime su perché abbiamo fatto. La seconda domanda invece che mi ponevo era perché si sceglie di pedonalizzare vie e zone di una città? E qui credo che le risposte, insomma, qualcune sono state lette anche nei documenti che mi hanno preceduto, presentati dai cittadini, e possono essere, credo, riassunte in questo. Gli spazi all'interno delle città devono essere concepiti come spazi di relazione fra le persone. Tali spazi devono diventare attrattivi per invogliare tutta la gente, quindi giovani, meno giovani, famiglie, a riappropriarsi degli stessi. L'attività di un centro, sicuramente amplificata dalla facilitazione nelle modalità con cui si può raggiungere, non coincide assolutamente con la presenza di veicoli in transito che creano quella situazione di confusione e disturbo, quindi rumore, cattivo odore, percezione di inquinamento, che contrasta con il piacere di un luogo in cui si percepisce la vera presenza della gente, quindi suoni, chiacchiere, profumi. In un'area in cui diventa gradevole passeggiare e sostare, maggiore sarà l'afflusso di gente che tenderà a vivere gli spazi, a guardarsi attorno, a frequentare gli eventi che in tali luoghi possono essere creati, ad ammirare le vetrine ed a valutare le offerte commerciali e di servizi. Qualcuno ha scritto, voi sapete la mia passione per la bicicletta, confrontando il modo di spostarsi fra chi viaggia in auto e in bicicletta. Scriveva: non si viaggia dentro a una scatola di scarpe guardando fuori dalla finestra, si è dentro a ciò che avviene. Interpreto: non siamo più spettatori, ma siamo attori. L'altro motivo per cui si sceglie di pedonalizzare è che analoghe esperienze in città delle più diverse dimensioni si sono confermate positive, tanto da indurre diffusi processi di imitazione. Una legittima preoccupazione potrebbe peraltro sorgere qualora la pedonalizzazione, come si diceva, coincidesse con la riduzione dei parcheggi, e questo in alcuni centri è accaduto, e quindi con maggiore difficoltà a raggiungere le zone centrali. Ma tutto questo nel nostro caso non esiste. Anzi, gli spazi sosta centrali, abbiamo sentito i numeri del sindaco, più 120, sono stati addirittura aumentati e resi gratuiti, perché questo ce lo siamo un po' dimenticato, nei fine settimana. Ed infine reso più scorrevole l'accesso da Corso Silvio Trentin e via Battisti. Rimane invece un problema, che anche questa sera viene posto, ed è il problema del traffico cittadino, che non può essere, non è solo un problema dei residenti di alcune vie, ma è un problema più generalizzato. Va tenuto ben distinto dalla pedonalizzazione, secondo noi, perché il traffico esiste a prescindere dalla pedonalizzazione. Diverse sono le cause alla sua origine, diverse sono le soluzioni che occorre valutare
anche modificandole e adeguandole nel tempo. Alcune premesse. Chi abita nei centri urbani, perché di questo stiamo parlando, e nei quartieri di città, che da anni si connotano per la crescita demografica, non possono pensare che gli spazi, sotto il profilo urbanistico e la viabilità, non subiscano modifiche. La quantità di traffico, e qua parliamo di traffico su gomma, di una città è l'insieme del traffico di quella città e non quello di singole vie o zone. Le modifiche alla viabilità non aggravano necessariamente il dato complessivo del traffico, talvolta lo ridistribuiscono solo in modo diverso. L'inquinamento atmosferico, come quello acustico e quello luminoso, ha sicuramente un'origine locale, ma deriva anche da fonti meno prossime e quasi sempre si distribuisce in modo democratico. Oggi noi abbiamo, come si è detto prima, in alcuni limitati momenti della giornata, una concentrazione maggiore di veicoli in alcune vie cittadine, che ha peraltro alleggerito situazioni di criticità presenti su molti altri percorsi del centro. Il problema inoltre viene posto solo ora e solo per alcune vie, mentre credo sia giusto ricordare che il problema è più ampio e più diffuso, soprattutto in spazi e luoghi che dovrebbero, se pensiamo agli utenti che li usufruiscono, essere maggiormente protetti. Fornisco alcuni dati, come ufficio biciclette, di cui ho la delega, che abbiamo raccolto tramite questionari somministrati ai genitori di alcune scuole elementari della città, per analizzare le modalità di spostamento dei bambini nei percorsi casa-scuola. Sono 4 scuole elementari. La scuola elementare Carducci. Hanno risposto ai questionari dati 279 genitori, l'85% circa dei genitori. Su 279 genitori, 259 sono i bambini accompagnati a scuola, 146 sono accompagnati in auto. Questi chiaramente sono tutti dati per difetto, non avendo risposto tutti i genitori. Quindi il 55% sono accompagnati in auto. La scuola elementare Fermi, 272 i genitori che hanno risposto, il 76%, 269 i bambini accompagnati a scuola, 180 auto alla mattina li accompagnano. Scuola elementare Forte 48, 112 i genitori che hanno risposto, 63%, 109 i bambini accompagnati a scuola, 72 in auto. Scuola di Ancillotto, Musetta, 2,22 i genitori che hanno risposto, circa l'80%, 190 i bambini accompagnati, 133 in auto. Solo in queste 4 scuole elementari, quindi mancano le altre, e con dati in difetto, considerato che non tutti hanno risposto, 532 sono le auto che ogni giorno all'entrata e all'uscita della scuola transitano e sostano, perché si fermano, per accompagnare i bambini. Non ho dati sulle scuole medie e superiori, ma credo che chi passa in prossimità degli istituti o come me ci abita sa benissimo cosa significa traffico. Quindi rispondo anche ai colleghi della minoranza che non ci sono, che anche la sottoscritta il traffico sa esattamente che cos'è. Anzi, aggiungo, potrei dire che ad esempio nel mio quartiere, dove vivo da molti anni, il traffico era inferiore, che le strade erano prima chiuse e sono state aperte, perché si è costruito, che è diminuita la propensione di far andare i ragazzi a scuola da soli, che la motivazione principale per cui i genitori li accompagnano è per proteggerli dal pericolo del traffico, e questo è stato misurato con i questionari dati, ma il fatto stesso che loro li accompagnano in auto contribuiscono ad aumentare il traffico da cui vogliono proteggerli. Che ogni autobus che transita, che sembra così impattante all'occhio e a volte anche all'orecchio, evita comunque che 50 macchine possano transitare sullo stesso percorso, e talvolta è anche meno inquinante delle auto stesse. Quindi dico, molte sono le considerazioni che si possono fare e tante le lamentele che i cittadini di molte vie e quartieri di San Denà avrebbero motivo di esternare. Quindi possiamo pensare a via Nazario Sauro, a via Verdi, a via Manzoni, oppure le vie dove elevata era la presenza di veicoli fermi con il motore in moto causa la presenza di semafori che poi sono stati rimossi. Quindi pensiamo alle ex vie Battisti, via Corso Silvio Trentin,
Ma fare questo tipo di analisi probabilmente non ci porta molto lontano. La soluzione, sappiamo tutti, che non sta nel spostare il traffico da una via ad un'altra della città. Giunge secondo noi sempre il momento in cui si devono cercare anche soluzioni nuove, rivedere i percorsi effettuati da sempre scoprendo magari valide se non migliori alternative, sino a pensare a piccoli cambiamenti delle nostre abitudini, soprattutto negli spostamenti brevi in ambito urbano. Favorire le forme di mobilità sostenibile mettendo in sicurezza e ampliando i percorsi, creare le condizioni perché l'esercizio di buone pratiche possa essere facilitato, promuovere e migliorare il trasporto pubblico locale, che peraltro vediamo impegnato a rinnovare costantemente il parco automezzi con autobus meno inquinanti e rumorosi, sono azioni che possono incidere significativamente sulla soluzione del problema agendo sulle cause. Ecco allora che l'istituzione delle zone 30, che diventano aree di condivisione degli spazi fra i vari utenti della strada, e zone, come mi ha detto l'altro giorno un commerciante del centro, questo era un commerciante, in cui si scopre che il procedere lento, mi diceva, non è più limitazione la nostra fretta di arrivare, ma opportunità per accorgersi che attorno a noi c'è altro. Quindi non tutti i commercianti la pensano allo stesso modo. Altri interventi si possono fare di moderazione del traffico, la pedonalizzazione di ampie aree cittadine, la promozione di forme di mobilità più sostenibili come il pedibus scolastico o come strumenti per riscoprire in modo diverso il territorio che possono offrire anche opportunità di nuove attività economiche legate al settore turistico. La predisposizione del biciplan, cioè il piano della mobilità ciclabile e pedonabile, sono tutti tasselli che compongono lo stesso mosaico. È un percorso iniziato già da tempo, che continuerà con noi e sono certa anche dopo di noi, perché è un processo incontrovertibile che è già avvenuto e sta avvenendo in tutte le città. È l'unica soluzione non volerla vedere e accogliere, avendo una visione che si limita al nostro fronte strada, significa perdere una grande opportunità. Non so voi, ma noi ci rifiutiamo di rinunciare a pensare che questa città possa essere altro rispetto ad una strada di attraversamento per andare altrove come ora è. I dati di novembre, qua magari qualcuno mi correggerà se sbaglio, indicavano che il 25% del traffico che attraversava San Donà era solo di attraversamento, quindi non si fermava e non aggiungeva nulla alle attività anche commerciali di San Donà. San Donà era una strada di passaggio. La nostra città quindi non può essere solo asservita a risolvere le criticità della mobilità di un territorio o dei comuni vicini come qualche sindaco vorrebbe e urla spesso sulla stampa, mentre all'interno dei suoi confini effettua i provvedimenti prima accennati. Io credo che noi oggi abbiamo assistito molte volte il sindaco Forcolì, che ho visto presente anche questa sera. Sembra che non tutti quelli sandonatesi siano interessati alla nostra pedonalizzazione, probabilmente tutti sono interessati alla nostra pedonalizzazione. Ho visto anche l'assessore Leo, che però abita a Padova, l'ex assessore Leo che mi sembra abiti a Padova, anche lui interessato alla nostra pedonalizzazione. Cioè, mi sembra che c'era una vasta platea di non residenti che frequentavano il Consiglio stasera. Vi invito a fare un passaggio per Musile. Musile è piena di rialzamenti che moderano il traffico di attraversamento, ma mi sembra che siano mai stati sollevati problemi da parte dell'ULSS 10 su questo. Le scareggiate sono state ristrette e c'è una condivisione di biciclette, auto e mezzi che transitano perfettamente. Certo, a Musile le macchine corrono piano. Quello che è stato effettuato in via 13 Martiri è una restrizione di carreggiata. È chiaramente una soluzione che va, a mediare le diverse esigenze. Il ciclista può correre tranquillamente sulla strada, non deve per forza farsi spingere dalla macchina sul lato addosso alle altre macchine, ha il suo spazio di diritto e le macchine, mi sembra che il dato che emerga è che stanno procedendo più lentamente. Quindi tutto il traffico del centro cittadino, secondo me, ha subito quantomeno una moderazione sulla velocità. Quindi io credo che in questi spazi, per carità, forse non ideali, d'altra parte noi stiamo ricreando delle situazioni su una città esistente, non è che andiamo a creare delle situazioni o delle nuove ciclabili su una città che è nuova. Lo spazio è questo,
stiamo cercando di riorganizzarlo e stiamo cercando di fare al meglio. Concludo dicendo che chi ha a cuore lo sviluppo della città e il bene comune non può permettere che altri ci dicano o ci vengano a dire per altri fini quello che dobbiamo fare. Noi non dobbiamo rinunciare a provare a cambiare le cose e nemmeno a farci intimorire da chi intende strumentalizzare per altri fini le comprensibili paure e dubbi dei cittadini, a cui questa amministrazione ha sempre prestato, secondo me, assoluta attenzione. Io concludo dicendo che questa sera c'era tutto il tempo e lo spazio per dare voce, tramite la lettura del Presidente, a tutti i documenti che ci sono arrivati. Ascom, per quanto io il documento non lo condivida perché mi sembra più un documento politico e personalmente di attacco specifico al nostro preciso partito, io credo che un'associazione di categoria dovrebbe fare un documento di tutt'altro contenuto. Apprezzo che comunque lo abbiano mandato, noi non l'avevamo ricevuto prima dell'inizio del Consiglio, comunque ne prendo nota e concludo.